L'ho tolta anche da sopra il corpo perché non voleva staccarsi sinceramente, anche perché il fatto è successo qua, diciamo così, tutto su un attimo. Cosa vuole che dica? Che è colpa sua, continua a dire purtroppo, perché si sente in colpa, ma... Un colpo di pistola che in molti hanno sentito anche a diversi metri di distanza dal parcheggio dove è avvenuta la tragedia. Uno sparo che ha stravolto la tranquillità del quartiere e gettato nello sconforto i colleghi di lavoro della vittima. Così ha scelto di togliersi la vita un finanziere quarantenne di Giavera del Montello in servizio all'aeroporto di Treviso. L'uomo si è trovato con la moglie nel parcheggio dello stadio di Ponzano e al termine di una lite alla quale nessuno avrebbe assistito ha deciso di farla finita. Davanti a lei che impotente ha assistito alla tragedia. I primi ad arrivare l'hanno trovata riversa sul corpo dell'uomo, padre di 2 figli di 8 e 12 anni. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i colleghi di lavoro, i carabinieri della compagnia di Montebelluna e la squadra mobile. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Ad arrivare nel piazzale anche il primo cittadino di Ponzano. È spiacevolissimo e sinceramente mi dispiace veramente. A prescindere che sia oppure no un cittadino di Ponzano, è un fatto che comunque non lascia indifferenti nessuno. A chiarire come siano andate esattamente le cose tocca ora ai carabinieri e a loro spetta il compito di capire per quale motivo il finanziere abbia deciso di compiere l'estremo gesto proprio davanti alla moglie.